Let's get it. 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 It's like that. Let's get it. Let's get it. Let's get it. Let's get it. It's like that. Il tiro Alberto Paloschi, calcio in porta ed un gol meraviglioso con il Mancini, calcia Bianchetti, un gol bellissimo, è invece in avanti di Ossa per Novelli che la fa passare, ha segnato il Vigasio, la palla rimane lì, il tiro e l'1-0 dell'Ospitaletto per Lingue era di rigore. La sentenza di Lingue, nono gol stagionale, vantaggio Casatese. Il pallone passa per Balua. Guanatti in aria, Guanatti supera il difensore, Guanatti dentro, e gol! E poi il tiro rete! Ha segnato la preparazione! Amici BPTV, buonasera, ben ritrovati. Puntata numero 27 di Time. Parleremo del girone B, 30ª giornata in archivio. Ospitaletto, buon pareggio, ma i jolly sono finiti. Folgore Caratese vince a ritmo di samba e va a -3. Palazzolo, la sconfitta che non ti aspetti. Casatese non va oltre il pari, ma è sempre zona playoff. Varesina vince di misura ed è di nuovo quinto posto. Desenzano, allarme rosso. Vado a salutare i miei compagni di viaggio, che sono due, sono qui con me in studio. Ciao Ivan. Ciao Piero. E ciao Nicola. Ciao Piero. E vado anche da Lorenzo, che è in collegamento. Ciao Lorenzo. Ciao a tutti, buonasera. Allora, siamo qua tutti questa sera, format nuovo, gli ospiti arriveranno sfalsati, parleremo tanto noi, tra di noi, di questo girone, ma prima di cominciare andiamo a vedere risultati e classifica. Quindi abbiamo un Arconatese, Casatese 0-0, Breno 3-1 con Ciliverghe, Desenzano che perde in casa con la Prosesto, e qui nei risultati esatti settimana scorsa Angelotti aveva indovinato che vinceva 0-1, quindi Chievo Verona perde in casa con il Crema 2-0, Fanfulla che perde al Maracanã, il famoso Maracanã di Lodi, perde 2-1 a ritmo di samba, Nuova Sondrio che vince con il Magenta, scontro diretto, Pro Palazzolo che perde in casa, qui la sconfitta che non ti aspetti, perde in casa con la Castellanzese 2-1, San Giuliano che vince con il Vigasio, Sant'Angelo 0-0 con l'Ospitaletto, Varesina che vince col Club Milano, anche questa è una vittoria pesante, importante la Varesina che ritorna in zona playoff. Per una classifica che dice Ospitaletto 60 punti, Folgore Caratese 57, Pro Palazzolo e Casatese 53, Varesina 52, Desenzano 51, Chievo Verona 47, andiamo poi in fondo dove in zona playout Nuova Sondrio, Castellanzese, Fanfulla, Ciliverghe se la giocano e infine Magenta e Arconatese zona rossa. Arconatese è sempre più rossa, anche se alla fine è sempre lì. Detto questo, allora Lorenzo, che giornata è stata questa? Fammi un riassunto.
sicuramente si registrano queste 3 sconfitte: Desenzano, Chievo e Palazzolo, alcune più pronosticabili, altre meno. Forse quella del Palazzolo tra tutte era la più complicata di partita, perché andava a giocare con una squadra che aveva cambiato allenatore. Il Crema fa il miracolo a Verona segnando 2 gol nel recupero di fatto, e la Pro Sesto mette nei guai il Desenzano, perché è effettivamente una sconfitta anche lì difficilmente pronosticabile. Dall'altra parte invece continua a correre la Folgore, come giustamente dicevi, e la Varesina qualche settimana fa dicevamo lascerà spazio nel playoff a qualcheduno, in realtà mantiene la sua posizione playoff e continua a convincere senza subire gol. Tu Ivan? Sì, concordo con Lorenzo, la sconfitta più impronosticabile è quella che è avvenuta davanti ai miei occhi, la rimonta della Castellanzese, prima volta in stagione che la Castellanzese vince dopo essere passata in svantaggio, quindi tra l'altro non era mai successo quest'anno, l'effetto del nuovo allenatore, ma tanta responsabilità a una Palazzolo che dopo un gol, dopo 4 minuti si spegne, e la Castellanzese nel secondo tempo ha meritato questo risultato. Ma in generale, diciamo, sulla giornata in generale, su tutto? Sulla giornata in generale, allora, sicuramente dal 3 stelle arriva questo risultato totalmente impronosticabile, Angelotti a parte, con un gran gol della Pro Sesto che fa bottino pieno per la prima volta in casa del Desenzano, quindi per me a questo punto i giochi si fanno veramente complicati per la formazione di Gaburro. Sorprende, diciamo, la Varesina, che comunque contro un club Milano combattivo, Coriaceo, fa 1-0, fa 3 punti importanti, e l'Ospitaletto che ancora una volta, come tutte le settimane siamo qua a dire, va avanti a piccoli passi, è una Folgore che non è più una sorpresa. Attenzione Ospitaletto, ne parleremo dopo con Leshai, ma i jolly sono finiti, abbiamo detto nei titoli, perché adesso una sconfitta, un passo falso. La Folgore è lì. Esatto, quindi non... Tu Nicola invece... Sì, allora, partendo appunto dalla capolista che arriva all'ennesimo punto su un campo comunque complesso come quello del Sant'Angelo, l'abbiamo detto da inizio stagione a tutti, ed si è confermato sempre il solito campo complesso in cui anche il Sant'Angelo poi ai punti per la seconda volta dopo settimana scorsa meritava anche qualcosina in più magari. Però alla fine l'Ospitaletto si tiene in vetta, e poi è vero che i jolly sono finiti, ma dipende sempre dietro poi quanto inizieranno a correre, perché fino a quando dietro si pestano i piedi a vicenda diventa difficile pronosticarlo. La Folgore sorprende perché andare a vincere, poi soprattutto una squadra poco fisica, molto giovane, andare a vincere a Fanfulla è ancora, cioè a Lodi è ancora più complesso dal mio punto di vista. Di conseguenza secondo me ha fatto proprio un vero miracolo quasi, cioè ieri io non avrei mai predetto i 3 punti della Caratese, è stata secondo me fenomenale a prendersi questo risultato. Palazzolo sorprende, l'abbiamo detto, ne parleremo ancora. La Casatese si conferma comunque una società solida da playoff e alla fine sta portando avanti il suo campionato, che è quello che è il suo scudetto, e abbiamo il Desenzano che anche sorprende invece in maniera negativa, e infine abbiamo la Varesina che sembra aver ritrovato la retta via, con comunque un attacco fuori categoria dal mio punto di vista. Andiamo un attimo in fondo alla classifica, cosa... In fondo alla classifica non voglio anticipare temi che ci saranno dopo, però il Crema dal mio punto di vista ha fatto un vero e proprio miracolo ieri contro la squadra che era più in forma del campionato fino a un paio di settimane fa. I 3 punti del San Giuliano mi hanno sorpreso, soprattutto perché è una squadra che ha preso tanti gol. Ieri invece si è confermato un'ottima difesa contro un Vigasio che è sempre stata una squadra solida. Dietro appunto la Castellanzese 3 punti fondamentali, il Fanfulla rimane un po' al palo perché 2 partite che le ha perse nei finali di gara, ma comunque proprio al fotofinish con 2 grandi, e l'Arconatese almeno muove la classifica. Poi è sempre un anche la nuova Sondrio che vince con il Magenta. Sì, no, però il Magenta l'ho visto sempre, cioè ormai sono diverse settimane che diciamo che il Magenta lo vediamo male. Ma il Magenta è stato... Magenta... Una vittoria molto importante per la Sì, nuova no, infatti. anche poi la forbice. Sì. Ma il Magenta, Lorenzo, è stato risucchiato in una maniera spaventosa, perché era partito bene, aveva un buon ritmo, vincevi, perdevi, pareggiavi, comunque eri la classica neopromossa che doveva capire la categoria e sembrava stesse capendo, poi invece è stata risucchiata proprio in una maniera incredibile, ma adesso è proprio lì a livello dell'Arconatese, che l'Arconatese veramente quest'anno è malissimo, e il Magenta, nonostante sia partita bene, è lì a 3 punti. Quindi cosa può essere successo, Lorenzo, secondo te? Non lo so, io il Magenta l'ho vista giocare un paio di volte recentemente, mi è sembrata una squadra che difettava un po' di fosforo, mi è sembrata una squadra un po' sulle gambe, con qualche elemento forse un po' non nella sua miglior condizione, e un po' anche sfiduciata, ecco, la squadra che sicuramente non sta dando il meglio di sé in questo girone di ritorno dopo un girone d'andata che
che probabilmente in pochi si sarebbero aspettati, perché la squadra era stata, immagino, allestita per fare una salvezza al last minute, e il girone di andata invece sembrava lasciar presagire un campionato più sereno. Però purtroppo è così, le squadre hanno delle rose, degli organici corti, e bisogna cercare di tirare una coperta che è corta per natura. Bene, torniamo invece in vetta alla classifica. L'Ospitalet lo lasciamo da parte, che abbiamo dopo l'ospite per ultimo, e parliamo della Folgore. Questa Folgore che va, a parte che è stata una settimana bellissima della Folgore, ecco, vediamo anche gli highlights, che praticamente va al Maracanã di Lodi a ritmo di samba, vince. Poi è stata una settimana che noi abbiamo proprio, cioè Criscitiello domenica al debutto di 91esimo minuto disse: domenica vado al Maracanã da lì è partito tutto. Lodi, la Fanfulla, complimenti a loro che hanno fatto una locandina appunto della presentazione della partita, quindi con il Maracanã, il ritmo di samba, eccetera, eccetera. E addirittura poi la Folgore risponde che si stanno allenando su un campo di uguale, insomma, nelle stesse condizioni. Livello, sì. E quindi è stata tutta una settimana così. Poi si presenta la Folgore a Lodi con la musica samba, cioè bellissima sta cosa, no? Quindi in più quando la Fanfulla va a segnare, cioè mettono addirittura la musica samba. Però lì Criscitiello ieri si è tolto una soddisfazione, ha detto: anche noi siamo andati a ballare sotto la curva 2 volte alla fine anche, ma la musica non c'era più. Però alla fine, Nicola, parto da te, vittoria importante come dicevamo prima, no? Sì, no, vittoria importante, fondamentale. E prima di tutto volevo fare anche io i complimenti poi a tutta l'area stampa, diciamo, del Fanfulla, perché effettivamente è vero. dal nulla è riuscito a tirare via una settimana e preparare un match day in maniera è vero. quasi da categoria superiore, ecco. E poi volevo dire, la cosa ancora più importante, ma soprattutto fondamentale dal mio punto di vista, è non solo aver vinto su un campo complesso, pesante, come abbiamo detto più volte, ma aver vinto addirittura in rimonta, perché poi una volta che sei sotto, diciamo, ti apri al gioco del Fanfulla, e invece la Folgore Canatese è riuscita comunque a ritirar su in piedi una partita complessa, con la forza che sta dicendo Criscitiello, cioè gli uomini più i ragazzi che hanno fame e hanno voglia di vincere, e lo stanno dimostrando partita dopo partita. Vero. Tu, Ivan? Io concordo su tutto, tra l'altero da sottolineare che prima della partita era successo anche che ha dovuto fare dei controlli. Esatto, per la verifica della praticabilità del campo. E cos'era che è successo? Il discorso delle porte? Doveva essere le porte. Sì, hanno controllato le misure delle porte, ma era tutto regolare. Però a livello della partita, diciamo, innanzitutto non è mai facile, perché quando vai sotto col Fanfulla, come dice per l'appunto Nicola, ti devi adattare al loro modo di giocare la partita. E qui segna ancora Coccola, che a quanto pare è l'ennesimo giocatore pescato in maniera perfetta da parte del presidente della Folgore. E poi dopo questo gol in mischia, diciamo, pan per focaccia al Fanfulla, perché sono i classici gol dalla squadra bianconera, che ne ha fatti parecchi da calcio da fermo. Qui sul secondo palo un'incornata perfetta, insomma, tenere il pallone lontano dal terreno di gioco per trovare il duello. Allora, per finire sulla Folgore, direi complimenti alla Folgore che ha vinto su un campo difficile, complimenti al Fanfulla che ha saputo creare un qualcosa di molto simpatico, ed è questo il calcio che ci piace, come si suol dire. E complimenti alla Folgore che adesso andrà allo scontro con Desenzano settimana prossima con entusiasmo, ma soprattutto con non farà pagare il biglietto Entrata gratis. l'entrata è gratis, quindi vuole praticamente creare un'atmosfera di festa anche lì il presidente Criscitiello, e di conseguenza andiamo subito a chiedere a chi andrà a questo appuntamento con il morale un po' a terra e con qualche problemino in più. Quindi sto parlando di Marco Gaburro, che è qui con noi. Ciao Marco. Ciao, buonasera. Ciao. Buonasera Salve, a tutti. Ti posso chiedere di girare il telefonino in orizzontale, per favore? Certo. Allora, togli il blocco. Va bene? Togli il blocco. Riesci? Cos'è il blocco? È quello che ti fa girare anche a te. Il blocco rotazione dello schermo. Ah, ok. Il blocco è... Magari il blocco difensivo, non so, ci sono tanti blocchi che... Blocco su calcio d'angolo. Esatto. Vediamo se riesce. Insomma, questa volta la connessione è buona, ma il blocco non... Vabbè, Non dai, è il mio telefono, non è il mio telefono. Ok, ti teniamo così. Allora, Marco, nella presentazione dei titoli io ho detto Desenzano allarme rosso.
Ah, non lo so. Te lo dico io ho detto questo, tu me lo confermi o secondo te è tutto sotto controllo? No, dipende cosa vuol dire allarme rosso. Cosa vuol dire che il campionato rispetto a quello che era la nostra ambizione ci sta un po' sfuggendo di mano? Sicuramente sì. Cioè, se l'allarme rosso vuol dire quello, Ma, sicuramente. ma Marco, vi sta sfuggendo di mano o vi è sfuggito di mano? Ma guarda, finché la matematica non ci condanna, noi il primo posto lo guarderemo sempre, se no guarderemo il secondo o al terzo, cioè nel senso l'input che mi arriva a me da parte della società è di arrivare meglio possibile e di cercare di fare il più possibile. Dopodiché, cioè, non so cosa dirti di diverso, ecco. Cioè, l'Arme Rosso riferito alla classifica sicuramente ci può stare come titolo. Sì, ci può stare come titolo, ma non ci può stare un Desenzano che comunque era partito con i migliori presupposti, cioè lo squadrone, diciamo, ce lo siamo detti anche al telefono quando ci siamo sentiti, è lo squadrone e tutti, cioè, ci si aspettava qualcosa di diverso e qualcosa di più sicuramente, non sta andando come, come pensavate, ma le motivazioni, cioè c'è una motivazione o è l'isola felice e di conseguenza... No, sul fatto che non stia andando come si voleva, su questo non ci piove e sono il primo io a dirti che è effettivamente così. Sulle motivazioni per le quali una stagione che fino alla seconda giornata di ritorno era ampiamente in linea con le aspettative e in un mese e mezzo si è, diciamo così, al momento assolutamente involuta, le motivazioni sono tante, sono complesse. Stiamo cercando di capirle anche all'interno per cercare di non ripetere eventualmente errori di questo tipo, però non è che si può rispondere così in 2 secondi con una domanda a una questione. Questa sera c'hai mezz'ora, Marco, hai mezz'ora per rispondere, non hai 2 secondi. Voglio dirti, cioè, è troppo sfaccettata, nel senso, la cosa più evidente è che dal punto di vista tecnico la squadra, secondo me, ieri si è completamente fermata rispetto a un percorso che è stato fino alla partita precedente sicuramente più in difficoltà rispetto all'andata, perché poi il giro di ritorno lo sappiamo è un campionato diverso, però sempre di una squadra molto viva e molto in grado di creare occasioni da gol durante la partita, mentre la partita Pro Sesto è stata una partita, ecco sì, il titolo tuo è giusto, dall'Arme Rosso, perché è stata l'unica, secondo me, partita dell'anno, nonché la prima in assoluto, nella quale la squadra, secondo me, non è assolutamente scesa in campo. Il motivo, è chiaro che lo stiamo analizzando all'interno e dobbiamo sicuramente trovare una strada diversa per uscire da una situazione di impasse che di risultati è un po' lunga, perché abbiamo vinto una partita nelle ultime, mi pare 8 o 9, non lo so, e quindi sicuramente lunga. Dal punto di vista prestazionale però è la prima e quindi per forza di cose dobbiamo fare delle riflessioni diverse oggi rispetto a quelle che facevamo fino alla settimana scorsa. Nicola? Sì, io al mister volevo chiedere appunto, abbiamo parlato ieri con il presidente Crescita, abbiamo parlato di una squadra che ha cambiato tanto la Folgore e ha tolto a gennaio tanti giocatori, diciamo, dal peso specifico, prendendo tanti giovani. Al contrario c'è sempre stata una sostituzione 1 con 1 a Desenzano e voglio chiedere se poi effettivamente tutti questi cambi, secondo lei, possa essere una delle cause principali del momento del Desenzano, perché era una squadra che immagino lei le abbia dato dei dettami tattici netti ed evidenti, ma il furia di cambiare giocatori, titolari e così via abbia un po' complicato le cose. Sì, ha complicato le cose, però nella stragrande maggioranza dei casi sono stati cambi forzati, cioè nel senso noi alla fine ci siamo trovati veramente, cioè, no, perché stiamo qua a parlare ancora degli infortuni, delle cose, però noi quest'anno abbiamo fatto la stragrande maggioranza dei cambi, li abbiamo fatti forzati su giocatori che dovevano essere portanti rispetto al progetto iniziale, quindi è evidente che quando tu a gennaio vai a ritoccare la rosa, non è detto che sempre riesci a trovare un giocatore pronto, giusto, in condizione, che riesce a entrare subito nei tuoi meccanismi, soprattutto quando i meccanismi sono come i nostri, che onestamente non sono nemmeno così immediati da portare via. Però non è che, cioè, a oggi ti dico, non è che c'erano tante alternative dal punto di vista della scelta di rimpinguare comunque un qualche cosa che aveva perso oggettivamente dei pezzi pesanti, come quelli che sono stati prima, diciamo,
Cardella che è arrivato con l'infortunio di Paloschi, poi Procaccio che è arrivato con l'infortunio di Barranca, poi Gaspari che è arrivato con l'infortunio di Origlio, poi Quaggio che è arrivato per la cessione di Paloschi che è avvenuta come sapete, cioè nel senso tutte cose grosse su giocatori pesanti e questo sicuramente ha inciso, non ci piove, ma non perché chi è arrivato non sia un giocatore all'altezza, semplicemente perché entrare in corsa non è sempre così scontato come partire dall'inizio e fare un certo tipo di discorso. Probabilmente la Folgore che hai citato te è stata più brava e più fortunata di noi su certo tipo di cambiamenti, questo è poco ma sicuro. Ivan? No, mister, più che altro io le volevo chiedere, nell'ultima gara contro il Sant'Angelo, specialmente nelle interviste post partita, aveva dato delle delucidazioni e la sua visione su una squadra che comunque quasi in maniera sorprendente si era trovata a strappare via solo un punto con il Sant'Angelo perché macinava tantissime occasioni da rete ma non riusciva mai a trovare il gol. Le chiedo a questo punto che cos'è che vi sta mancando sotto quel punto di vista e che cosa vi è mancato per arrivare addirittura a perdere la prima gara in casa con la Prosesto, nel senso sono le altre che hanno capito bene o male come riuscire ad arginarvi in tutto e per tutto? No, secondo me l'analisi che faccio io ad oggi a 24 ore dalla partita è che noi ieri ci siamo trovati in una situazione che in parte temevo ma speravo di non vedere, che ho visto altri anni in altri momenti, anche quando stavo primo in classifica con Rimini e stavo diciamo in partite decisive con il Ravenna che stava a 2 punti o 1 punto o 3 punti che ci seguiva, in situazioni in cui ti trovi in una partita in cui pensi possa essere l'ultima spiaggia, ok? E dove tu sembra che ti dimentichi completamente tutto quello che hai fatto fino al giorno prima. Non è la prima volta che mi capita, e soprattutto in momenti così chiave della stagione, perché comunque anche altre squadre, se guardate nei momenti chiave, c'è tipo ieri, eccetera, inciampano quando tu pensi che non possano inciampare. Ma non è una cosa strana, soprattutto in Serie D, non è strana. Quindi eventualmente noi dobbiamo chiederci come mai non siamo stati più avanti e messi meglio in classifica prima per evitare di trovarci in questa situazione. Perché poi quando squadre come la nostra si trovano a inseguire così tanto e per così tanto tempo fanno fatica e noi in questo momento qua stiamo facendo fatica, che non vuol dire che non dobbiamo provare in tutti i modi di comunque invertire una tendenza, perché comunque l'obiettivo che mi dà la società oggi è questo. Lorenzo? Vabbè, riflettevo su quello che diceva il mister sull'opportunità che insomma riavvolgendo il naso sarebbe stato utile avere più punti per poi avere un momento, insomma, un cuscinetto da gestire nelle situazioni di difficoltà. Tutte le squadre su tutti i gironi che stanno dominando, quelle prime in classifica, forse a parte il Livorno, stanno tutte avendo dei momenti di flessione. Anche la San Benedettese ha avuto un momento di flessione proprio nelle ultime settimane, ma ha avuto la possibilità di giocarsi un piccolo tesoretto. Se vogliamo anche l'Ospitaletto è quello che sta facendo, pur non perdere. La San Benedettese l'aveva persa, quindi insomma tutte le squadre forti, sì, effettivamente hanno un momento di flessione, è normale, credo anche insomma che... No. Il nostro primo è un momento un po' troppo lungo rispetto ad essere considerato un momento di flessione. Secondo noi non siamo mai davanti e quindi di conseguenza questo cuscinetto non lo abbiamo mai avuto e quindi è una doppia responsabilità la nostra. Sai, è finito Lorenzo? Sì, no, era una riflessione appunto guardando un po' a più ad ampio spettro tutti i vari gironi, perché sono poi situazioni a volte che sono comuni a più squadre. Noi guardiamo il nostro girone, però appunto... Sai, io Marco sarò controcorrente, rischierò di essere ripetitivo, rischierò di essere stucchevole o qualcosa, ma io sono convinto, ma sono convintissimo, che il discorso Paloschi ha inciso tanto. Io sono convinto di questo. Qualcosa è cambiato a Desenzano dopo che il Desenzano ha fatto andare via ha lasciato andare via il capitano Paloschi, la figura spogliatoio praticamente, l'uomo spogliatoio l'ha lasciato andare via. Secondo me l'errore più grande è stato quello. Poi può succedere tutto quello che vuoi, cali, le giornate no, quello che vuoi, ma un personaggio, un giocatore carismatico come Paloschi è da tenere e soprattutto... Scusa Marco, finisco. Marco, finisco. E soprattutto quando il capitano arriva al 20, ormai questo famoso 24 dicembre, dice io voglio andare via, ma tu gli fai il regalo di Natale e cerchi di tenertelo, perché tu... Non stai facendo giornalismo in questo momento. Stai facendo giornalismo perché non racconti.
No, non racconti i fatti, è sbagliato quello che stai facendo, nel senso che i fatti non sono andati così. Allora, se tu mi dici che la nostra crisi è iniziata con la partita contro il Palazzolo e che ci può essere una connessione, io sono d'accordo con te su quello che stai dicendo, anche sul fatto che questa cessione possa aver inciso a livello psicologico su quello che poteva essere il nostro momento in quel momento lì. E io sono d'accordo con te su questo, però tu ometti il fatto principale, cioè che Paloschi se n'è andato perché ha chiesto assolutamente di essere ceduto e non ha accettato nemmeno una proposta di rinnovo all'anno prossimo nel momento che ha chiesto di essere ceduto, quindi non è vero, non è cronaca se si dice che non si è fatto di tutto per tenere Paloschi, a meno che di tutto non volesse dire guarda Alberto, da oggi alla fine giocherai sempre titolare te, a prescindere dal fatto che farai bene o farai male, perché secondo noi è giusto così. Ecco, io questo non l'ho fatto né nei suoi confronti né nei confronti di nessuno, ma ho anche rispettato la sua, tra virgolette, visione, che mi diceva io comunque a quest'età voglio andare in una squadra che vede solo me davanti. E io lo capivo, l'ho capito, ma noi in quel momento storico non potevamo dire sei solo te. Ma nessuno ha mai detto a lui non potresti essere te, nessuno gli ha mai detto dovresti sederti, nessuno gli ha detto c'è per forza Cardella che giocherà al posto tuo. Queste cose sono tutte cose che sono state dette purtroppo riportate male, perché queste cose non sono mai successe. Quindi concordo con te che la cessione di Paloschi in quel momento potrebbe aver creato un qualche cosa, ma non è dipesa sicuramente non totalmente da noi, e soprattutto la volontà sua era quella lì. E poi mi dici, a te ti fa specie vedere che Paloschi sta segnando tutte le domeniche? No, perché lo so che lui se gioca è un giocatore che realizza, lo sapevamo anche noi, ok? Come sapevamo che nella primissima parte della stagione, quando per nostra fortuna e sua fortuna è stato presente, ha dato un contributo. Poi attenzione che nel girone d'andata del Desenzano, cioè Paloschi è inciso al 20-30% perché non c'è mai stato in campo, quindi non è vero che il nostro calo si deve raffrontare con una sua presenza Io posso parlare anche di un calo psicologico, cioè avere Paloschi in squadra comunque ti dà qualcosa in più. Sono d'accordo con te, semplicemente ti sto dicendo non è vero che non si è cercato di trattenere, poi bisogna capire cosa si intende per cercare di trattenere, però. Ecco, questo ti voglio dire. Io dico sempre che ad una società, stiamo parlando che Paloschi era al Desenzano e voleva andare a Pro Palazzolo, cioè due top club della categoria, di conseguenza se lo vuoi trattenere è il 24 dicembre, Alberto, sediamoci un attimo, è Natale e troviamo una soluzione. Credo che non mi viene difficile dire Paloschi ha detto no, ascolta, non mi voglio neanche ascoltare, non voglio giocare. Avrà detto voglio giocare. Io so, Marco, cioè ma dopo chiudiamo. Ho perso tutto il tuo intervento perché è andata via la linea, ridimmi. Adesso ero in vena, quindi non è che... Perché un giocatore che arriva, che è a Desenzano e quindi chiede di andare alla Pro Palazzolo, soprattutto vai alla Pro Palazzolo, quindi chiede di andare via, Non ha chiesto di andare a Pro Palazzolo, scusa. Cioè, non ha chiesto, era un momento di svincolo, lui è liberato, poteva andare dove voleva. Okay, chiede di andare via. Il Desenzano, che è un top club della categoria, poteva, uno, trattenerlo come quando voleva con dei contratti di un certo livello, due, chiedeva di giocare, va bene, è Paloschi, cioè comunque... No, ma questo non è un discorso onesto, cioè nel senso che abbia tentato di tenerlo, secondo noi, a tutti i costi compatibili con una correttezza nei confronti del resto della squadra? Sicuramente sì, sono d'accordo con te, ma ci sia provato. Okay? Sul fatto che dici tu, vabbè dai, se Paloschi quindi giochi a prescindere, io questo non l'ho fatto nei suoi confronti, non l'ho mai fatto con nessuno in carriera, ma non gli ho mai detto il contrario, ma lui te lo può confermare, io non gli ho mai detto il contrario, quindi io ho rispettato la sua volontà di andare, ma non ho mai detto a lui il contrario, ma queste sono cose, ripeto, che chi sa, dopo purtroppo col chiacchiericcio, col riportio, escono anche poi queste versioni, ma non è corretta. Questo ti voglio solo dire, ma non voglio alimentare ulteriormente una polemica. No, assolutamente, ma neanch'io volevo dirlo perché non siamo più incontrati poi da quando è successo, diciamo così, e ho voluto ridire questa cosa. Detto questo, andando leggermente avanti, domenica c'è la Folgore. La Folgore arriva che è un entusiasmo incredibile e il Desenzano che è il morale sotto i piedi.
Come sarà Ma questa guarda, partita? forse è la prima volta in tutta la stagione che andiamo a fare una partita da sfavoriti. Cioè non è mai successo, dai, onestamente, e anche con la Pro Sesto e col Sant'Angelo, nonostante fossimo in una crisi che era un po' lunga, comunque uno prima della partita, parlavo anche col mister, mi diceva, cazzo, però voi ancora, cioè vi vedo bene, cioè, capito? Oggi, dopo la partita di domenica, ti dico, forse andiamo a fare la partita con la Folgore per la prima volta da sfavoriti. Sono curioso di vedere come la squadra risponderà a questo stato, perché noi abbiamo una situazione mentale addosso che ci possiamo togliere solo in una situazione estrema, e potrebbe essere domenica, me lo auguro, lavoro per quello. Marco, l'ultima domanda, poi ti lascio a Ivan e a Nicola, ma datti una percentuale tua di quanto è sbagliato perché il Desenzano in questo momento è in questa condizione. Mia come allenatore? Come allenatore? Come allenatore? Sì. 60-70%. Quindi la colpa è tua. Le colpe si dividono, però siccome secondo me l'allenatore ha sempre la possibilità, tramite il campo, tramite il lavoro, di rimediare anche ad eventuali errori altrui o imperfezioni o eccetera, secondo me noi abbiamo sempre margine. Quindi io sono convinto che c'è la possibilità comunque di far meglio. Questo io l'ho detto alla società, a tutto quanto. Poi è chiaro, le cose interne nostre ce le teniamo per noi, però ti posso garantire che io mi prendo totalmente le responsabilità, come mi prendo, se vuoi, anche se non dovrei, i meriti di come è andata la squadra nelle prime 20 partite, mi prendo anche i demeriti di come è andata nell'ultimo periodo, perché comunque non è che si può giocare allo scaricabarili. L'allenatore ha un ruolo comunque centrale, e nel momento in cui la squadra non risponde, anche se poi si può stare lì a cercare 1000 motivazioni per le quali non risponde, sicuramente l'allenatore è il filtro principale e quindi di conseguenza si deve prendere responsabilità. Ma questa è una cosa che sto dicendo a te, ma l'ho detta anche alla società, anche al presidente, anche in queste ultime ore, quindi io la vedo così. Bene, Nicola? Sì, allora io voglio fare una domanda su un giocatore che è tornato ieri, ne avrei due in realtà. La prima è sul giocatore che è tornato ieri, e volevo parlare di Biasiol, che è tornato nella difesa, e credo che poi quello sia stato uno anche dei grossi problemi, perché l'altro giorno con Thomas, settimana scorsa, avevo fatto i numeri e la media con Biasiol titolare era intorno quasi ai 2 punti a partita, mentre senza di lui era intorno all'1,60, visto che lei so che segue anche spesso i numeri, e le volevo chiedere cosa era successo poi col difensore che improvvisamente era uscito dal gruppo squadra, si veniva in panchina ma consapevole magari anche di non essere utilizzato. Ma guarda, è un po' riduttivo ridurre la crisi di risultati del Desenzano al momento in cui è uscito Biasiol. Poi ci può anche stare dal punto di vista statistico che si dica questa cosa. Io penso che Eric sia un giocatore importante per il Desenzano, tant'è che, se non sbaglio, è legato al Desenzano anche per più tempo rispetto a questa stagione. Credo che abbia fatto finora una stagione buona e penso che avrà modo da qui alla fine di fare ancora meglio. Okay. E il fatto dell'utilizzo o non l'utilizzo in certi momenti della stagione va legato sempre a capire chi c'è nella rosa e chi in quel momento può, tra virgolette, essere visto più in forma o meglio rispetto a qualcun altro, non ad altri motivi. Okay? Quindi noi non è che mancato Biasiol ha giocato, che ne so, un terzino centrale o chissà chi, cioè abbiamo avuto comunque un'evoluzione nella rosa nella quale a un certo punto, per diversi motivi, ok, Thomas e Ntube prima, no? E Carboni nell'ultimo, poi Carboni è arrivato solo 2 partite, cioè sono stati preferiti, ma per scelte tecniche su un giocatore sta facendo bene. Il problema è mio, perché ho 4 centrali over importanti in squadra. Se ne avessi solo 2, questo problema non verrebbe fuori e quindi di conseguenza non ne staremo parlando. Però ripeto, non esiste un problema in questo senso, per il semplice fatto che è un giocatore del quale noi a oggi siamo contenti. Poi mi auguro che però da qui alla fine, soprattutto se dovesse rientrare adesso, visto che comunque Carboni si è infortunato domenica e Ntube comunque a oggi è ancora un po' acciaccato, visto che rientrerà, mi auguro che faccia ancora meglio da qua alla fine. Questo è l'augurio che faccio, o per lui ma anche per la società, insomma, ecco, Desenzano. Sì. Ivan? Sì, mister, la mia domanda è semplicemente su una questione di, diciamo, momento della squadra a livello mentale, perché contro la Pro Sesto ci sono stati tanti cartellini gialli, c'è stata più che altro l'espulsione di Camarlinghi che diventa un problema per la prossima gara, perché
anche a Fanfulla, contro il Fanfulla aveva dovuto rinunciare per l'appunto molte armi a livello offensivo erano venute a mancare. Le chiedo a cosa è dovuto secondo lei questo nervosismo, perché la squadra nelle partite precedenti non aveva questo tipo di tensione, se è dovuto al momento negativo. È dovuto al fatto che la squadra si sentiva probabilmente in una sorta di ultima spiaggia, ok? E probabilmente si è trovata a vivere una partita in condizioni mentali che si sono totalmente involute nel momento in cui ha preso il gol, perché fino al gol ha sofferto ma è stata in partita in quella maniera. Quindi il motivo io lo adduco solo a questo e mi auguro domenica a Carate di vedere una squadra magari più libera, se vogliamo, però sicuramente che torni a esprimersi come si è espressa nel 80% delle partite della stagione, a prescindere che le abbia vinte o meno, perché poi tante le siamo anche espressi bene e non le abbiamo vinte, le abbiamo pareggiate. Però dobbiamo, questo il nostro obiettivo ad oggi è questo, e l'aspettativa che abbiamo anche nei confronti di tanti calciatori è che dimostrino comunque che ci tengono a Desenzano, che vogliono rimanere a Desenzano, che vogliono fare un certo tipo di percorso in questa società anche nei momenti di difficoltà. Ecco, nonostante che io ieri abbia capito che a un certo punto eravamo oggettivamente in difficoltà psicofisica in campo, cioè dal di fuori si è visto, però questo va addotto a un momento estremo e deve finire lì, perché altrimenti poi devo fare altri pensieri. Marco, lì davanti, Ospitaletto, Folgore, Pro Palazzolo, come vedi? Dammi un tuo pensiero di questo podio. Ma guarda, è un girone pazzo, cioè un girone pazzo, un girone dove non si riesce a fare un vero pronostico, è un girone dove l'Ospitaletto comunque sta oggettivamente rallentando, però rimane prima. Io ho vinto campionati a +1, +2 sulla seconda per tutto il girone di ritorno senza che nessuno l'aveva mai preso, quindi per me c'è un confine enorme tra l'essere primi e non essere primi, anche se sei primo +1. Quindi per me loro in questo momento restano la favorita del campionato per il semplice fatto che sono davanti da sempre. È vero che sta rallentando, ma è anche vero che gli avversari non possono sbagliare mai, e l'abbiamo visto anche ieri con noi e col Palazzolo, che diventa difficile non sbagliare mai, e quindi a oggi i favoriti restano loro. Questo è evidente, come lo erano un mese fa, 2 mesi fa e 3 mesi fa, per quella che era la classifica, al di là del fatto che noi oggettivamente ci sentissimo molto più in corsa di come ci sentiamo oggi, però attenzione che è un campionato pazzo. Io questo lo dico perché un campionato così non l'ho mai visto. Verissimo, no, è anche un bel campionato comunque. Marco, prima di salutarti... No, passo in positivo. Certo, certo. Prima di salutarti, Marco, facciamo il nostro giochino risultato esatto. Ti chiedo, Folgore Desenzano, non sparare i risultati a caso perché poi portano male e ti torna come un boomerang. Quindi Folgore Desenzano? Ma devo dire per forza un risultato a mio favore, se no sarei un folle. Ti dico 1-2. Guarda che settimana scorsa Angelotti, Desenzano Prosesto ha detto 0-1 e l'ha beccato. Io ti dico 1-2. 1-2, perfetto. Poi andiamo su Ospitaletto Varesina. Beh, ovviamente X. Quindi dammi un risultato, 0-0, 1-1. Sì, è più una partita 0-0, sì. 0-0. E poi abbiamo Vigasio Pro Palazzolo. Ma un'altra partita da 0-0. 0-0. Ok. Io volevo solo... No, 1-1. 1-1, dai, 1-1, gol di Paloschi. Ok. Io volevo solo chiedere se l'1-2 era perché spera di fare 2 gol o perché è consapevole che prenderà un gol. No, perché spero di fare 2 gol. Ok, Marco. A proposito di gol al volo, prima che chiude, mister, come si sblocca un centravanti come Quaggio? C'è una ricetta segreta, c'è un qualcosa da fare? No, guarda, Quaggio è un giocatore importante, ok? Poi è arrivato in una squadra dove c'era già un giocatore importante e sapeva questo, io ne ho parlato con lui anche di recente, ok? È vero che ha giocato comunque 2 partite da titolare, però ha giocato in un momento storico nostro che non l'ha aiutato molto. Ha preso un'espulsione decisiva contro il San Giuliano che ci ha permesso di giocare in 11, ha preso un rigore che poi non è stato decisivo per colpa sua, nostra, generale di squadra contro il Chievo, quindi nel minutaggio che ha fatto, secondo me ha anche prodotto molto. Non ha trovato il gol e io spero che da qua alla fine lo trovi, ma per lui e per noi e per tutti. Però non si può giudicare la sua percentuale attiva perché ha giocato veramente meno minuti di quelli che un centravanti del suo livello in una qualsiasi altra squadra della nostra categoria potrebbe e dovrebbe giocare.
Ecco, quindi di sicuro lui è positivo per noi perché ha impattato bene con lo spogliatoio e anche quando è entrato è sempre stato un giocatore che ha mostrato di esserci. Poi da lì a dirvi del resto, io spero per lui che ci dia una mano ancora di più da qua alla fine. Marco, ti ringraziamo del tuo intervento, è stato bello averti qui, in bocca al lupo. Domenica sarai dentro una bolgia perché la Folgore Caratese ha fatto ingresso gratuito per tutti, quindi... Domenica. Noi lo facciamo tutte le domeniche l'ingresso gratuito. È vero. Va bene, sì, però l'ingresso gratuito alla Folgore, a Karate, te lo riempie, poi è piccolino, comunque è veramente una bolgia lì, Cioè... Guarda, più di metà saranno di Desenzano. Va bene. Ciao Marco, grazie. Buona serata. È facile a Criscitiello farlo contro il Desenzano, però è lo aperto so. a tutti. Ciao Marco. Non lo fa contro il Sant'Angelo. Ciao, va bene. Allora, andiamo avanti. Abbiamo in attesa di Zanardini, non so se ce l'abbiamo già. Però ci sono le lights. Ok, allora facciamo così, mandiamo gli highlights, sono 3 minuti e poi rientriamo in studio che abbiamo Zanardini. Dallo stadio comunale di Palazzolo sull'Oglio è Pro Palazzolo Castellanzese, non esiste domani. E torna indietro da Raimondi, rinvio lungo, a cercare proprio Arras, colpo di testa da parte di Robbiati. Conti, attenzione alla ripartenza, Arras entra in area, Arras sinistro, palla fuori, prima occasione dopo 1 minuto e 48 secondi. Pallone profondo. Prova a puntare Conti, attenzione! Ed è subito calcio di rigore in favore della Pro Palazzolo. Parte Alberto Paloschi, destro e la palla in porta! Alberto Paloschi fa 10 in campionato e dopo 4 minuti la Pro Palazzolo è già in vantaggio. Ciccone, apertura su Boschetti, ha tanto spazio ed è un problema. Si sovrappone come un treno Allievi. Ecco il cross, finta di Allievi, torna indietro Boschetti, cross in mezzo, Paloschi e palla ancora fuori. Boschetti prova a passare, errore qui di Boschetti e allora prova a ripartire la Castellanzese con Boccadamo, tunnel di Boccadamo, ancora giocata fantastica di Boccadamo, cost to cost pazzesco, Chessa in area, Chessa, ma la posizione è irregolare di Super Mario. Iniziano a muoversi i primi risultati dagli altri campi con il Breno passato in vantaggio sul Ciliverghe e la Varesina in vantaggio sul club. Attenzione, la palla in area, buona la chiusura, la palla rimane lì, attenzione Paloschi! Intervento da fenomeno di Poli. Si è allargato Lacchini. Chessa, 1 contro 1 con Pinardi, Chessa, sposta palla, Chessa, destro! E parata da parte di Raimondi. Ancora Colombo, subito per Chessa, Colombo la prende larga, Chessa in area, Chessa finta, Chessa! Chessa! Super Mario Chessa! Ma che gol ha fatto? Stop! Sterzate sinistro sotto la traversa, 11° gol in campionato di Super Mario. Ciccone, Cogliati, crossa in mezzo, deviazione di Arras. Cogliati, 1 contro 1 con Boccadamo. Cogliati cerca il fondo, finta di Cogliati che passa, Cogliati è passato con un altro tunnel, Cogliati, palla fuori, giocata da fenomeno di Cogliati. Ciccone prova a resistere, qui forse la perde troppo e attenzione perché Colombo è 1 contro 1, c'è Chessa che si è lanciato, Chessa è entrato in area, Chessa un'altra finta, Chessa incredibile, occasione sciupata dalla Castellanzese su un errore da parte di Ciccone in gestione. Pallone raccolto al limite dell'area da Castelletto, ritorna da Lacchini, apertura per Chessa che prova addirittura a calciarla quasi prima, Chessa messa dentro col sinistro, colpo di testa, incredibile, la Castellanzese in vantaggio, a Palazzolo, ha segnato Castelletto con il numero 8 inserimento sul secondo palo. Eccolo servito Grieco. Altra apertura nella zona di Spaviero, 1 contro 1, Spaviero sposta la palla, mette dentro sul secondo, incredibile, ma che miracolo aveva fatto Poli, è posizione irregolare di Cogliati ma Poli aveva fatto un miracolo, misura però ci può arrivare Boschetti che l'ha tenuta, Ghidini, zona tiro,
stoppa male il pallone. Ghidini, destro, rimpallato, la palla rimane lì. Cogliati in posizione irregolare. E l'aveva presa ancora Poli sulla ribattuta di Paloschi. Ma finisce qui. L'era Mangone comincia facendo la storia. Eccoci qua, quindi gli highlights Pro Palazzolo Castellanzese, giornata amara per la Pro Palazzolo, e andiamo ad introdurre in studio proprio Marco Zanardini. Ciao Marco. Ciao. Ciao, ciao. Allora, abbiamo visto gli highlights, li abbiamo visti insieme. Che partita, cosa è successo ieri? Perché io nel titolo ho messo la sconfitta che non ti aspetti. Sulla carta sicuramente è la sconfitta che non ti aspetti guardando la classifica. Io ero qualche giorno che non ero... che un po' la sentivo questa partita e che ero un po' preoccupato, anche perché il cambio di allenatore è avvenuto lunedì, un po' mi dava preoccupazione. Infatti abbiamo fatto secondo me bene i primi 20-25 minuti, siamo partiti forte, abbiamo fatto subito gol sul rigore di Alberto, però abbiamo avuto ancora un paio di situazioni per andare sul 2-0 e la squadra ha fatto una buonissima gara per 20-25 minuti. Poi ci siamo un po' disuniti. Ma come mai disuniti? Un po' coordinati. Abbiamo perso un po' di distanze. Ieri non siamo stati molto coordinati, infatti già verso la fine del primo tempo loro hanno iniziato a prendere un pochino di campo, ha fatto una parata Raimondi che abbiamo visto prima, e poi diciamo che siamo rimasti negli spogliatoi perché abbiamo preso gol dopo 40 secondi, il pareggio di Chessa, quindi... Beh, anche loro hanno preso Poi abbiamo ricominciato, abbiamo avuto delle situazioni per provare, per andare di nuovo in vantaggio, però poi non è stato il solito Palazzolo, dai. Esatto, quindi più che meriti alla Castellanzese diamo i demeriti alla tua squadra? No, la Castellanzese è venuta, ha fatto la sua partita che doveva fare, i meriti vanno anche alla Castellanzese, che sinceramente ieri ho visto una buona squadra, che ha fatto una buona gara, che ha tenuto bene il campo, che si è difesa bene quando c'è stato il momento da soffrire, quindi assolutamente no. Marco, ma come non c'è può... niente da togliere alla Castellanzese, anche perché Marco, ma come può Cosa? un allenatore arrivare il lunedì e la domenica, cioè questa squadra già è irriconoscibile, praticamente è arrivato lunedì sera, l'abbiamo saputo, no? È giusto che lunedì, quindi c'è stato in una settimana, cioè vai a casa della Palazzolo e vinci, roba che prima non vincevi. Adesso io sicuramente non so quali sono, non mi metto a parlare della Castellanzese, però sicuramente quando cambia allenatore a livello motivazionale qualcosa nei giocatori cambia, dai. Quindi, a parte che comunque la Castellanzese ha dei valori, perché ha dei buoni giocatori. Vi sentivo prima che parlavate di Chessa è un giocatore importante per la Serie D. Qualcuno ho sentito che parlava anche di Boccadamo. Ieri Boccadamo è un giocatore che mi ha impressionato, che ha fatto una buona gara. Quindi non è che stiamo parlando di una squadra così, stiamo parlando di una squadra che sicuramente ha dei valori, che ieri ha trovato il Palazzolo che non ha fatto la sua solita partita e è stata brava ad approfittare, giocando una partita attenta, e alla fine hanno portato a casa i 3 punti. Può essere stata una colpa anche che siete andati in vantaggio troppo presto, perché a volte succede anche, dopo 3 minuti sei già in vantaggio e dici vabbè, qua la prendi un po' sotto gamba magari, no? No, non credo a queste cose, perché siamo passati in vantaggio dopo 1 minuto anche a Crema, Piero, siamo passati in vantaggio subito dopo 2 minuti col Ciliverghe, siamo passati in vantaggio subito col Clan Milano, quindi no, non può essere questa la scusante o la motivazione perché abbiamo perso ieri, anche perché la squadra i primi 20-25 minuti, te l'ho detto, ha fatto la sua solita partita, mi è piaciuta, e poi c'è stato un blackout, dai, chiamiamolo così. Quanto ti sei incazzato? Sai che non piace a nessuno perdere, sicuramente mi sono arrabbiato, ma non... Cosa posso dire a questi ragazzi?
non è sicuramente una partita che mi fa cambiare il pensiero su questa squadra, su questi ragazzi, assolutamente, anche perché è una squadra che ha dei valori importanti, come ti ho già detto, e quindi non mi fanno cambiare il mio pensiero per una sconfitta, assolutamente. Ok, Dobbiamo analizzarla, perché sicuramente abbiamo fatto degli errori, ma dobbiamo assolutamente analizzarla velocemente, ma ricompattarci altrettanto velocemente, perché abbiamo ancora 8 finali, e quindi purtroppo non possiamo tornare indietro. La partita di ieri è andata, Piero, l'abbiamo persa, l'abbiamo giocata per 60 minuti, 70 minuti maluccio, ma non è che la possiamo rigiocare o dobbiamo tornare indietro. Dobbiamo resettare velocemente e ripartire, perché domenica abbiamo un'altra partita difficile. 2 settimane fa avevi detto che il campionato del Palazzolo era totalmente in discesa, e io non volevo fare il pompiere quando ti ho detto adesso iniziano i problemi, perché a livello mentale è facile preparare la partita con l'Ospitaletto, col Desenzano, con la Folgore. Il problema è che adesso incontri tutte le squadre che si devono salvare e che vengono a fare una partita come quella che ha fatto ieri la Castellanzese, una partita attenta, una partita dove sbagliano poco, perché sanno che le partite sono sempre meno e sanno che per loro sono tutte finali. E noi adesso incontriamo tutte squadre che si devono salvare, e te l'ho detto che non saranno partite facili. Bene, Ivan, tu hai visto la partita, hai commentato la partita, quindi sei d'accordo con il direttore? Cosa pensi? Com'è stata? E che approccio ha avuto il Pro Palazzolo? È stato un approccio fantastico a questo punto della Castellanzese o un approccio così leggero della Pro Palazzolo? Ma allora, se si parla di approccio, io sono d'accordo col direttore, perché l'approccio della Pro Palazzolo è stato sistematicamente perfetto, perché passa in vantaggio dopo 3 minuti, di conseguenza io avevo visto un po', mi sembrava di vedere un replay come con il Ciliverghe e con il Club Milano. Io però ho avuto proprio la netta sensazione che la squadra dopo l'1-0 di Paloschi lasciasse sempre più campo alla Castellanzese. La Castellanzese ha costruito la sua fiducia nella gara prendendo sempre più campo, arrivando sui secondi palloni, arrivando sulle seconde palle, sui contrasti a centrocampo, e il tiro che fa Chessa a fine primo tempo è uno squillo, perché poi dopo 40 secondi del secondo tempo trova subito l'1-1. Quindi sono d'accordo che sia stato un blackout della squadra, e secondo me potrebbe esserci stato anche un lieve sottovalutare, come hai detto tu, prendere leggermente sotto gamba l'impegno, ma semplicemente per come si è sviluppata la partita, non prenderla dall'inizio, perché sennò non passi in vantaggio dopo 3 minuti. La domanda che volevo fare al direttore, che era più sul fine partita, perché ho visto la squadra sotto la curva, con la curva che li ha incitati, li ha comunque sempre sostenuti, e per una sconfitta con la Castellanzese, mentre magari qualche settimana fa per un pareggio con la Prosesto arrivavano dei fischi. La domanda che le faccio è: quanto è importante avere questo svolto della medaglia da parte della curva, e riprendendo anche Paloschi che ha segnato ieri, quanto è importante avere una figura del genere all'interno di uno spogliatoio, perché dopo una sconfitta del genere cosa porta un giocatore del genere a riprendere della squadra le sue certezze? Chi è il giocatore, scusa che mi ha fatto la voce? Paloschi. Paloschi. Allora, avere un pubblico così è qualcosa di veramente fantastico, anche perché credo che un pubblico così, non so quante piazze ce l'hanno nel nostro girone. Se sono andati i ragazzi sotto la curva e hanno fatto bene, anche perché i tifosi li hanno incitati, ma perché penso che anche i tifosi hanno visto il percorso che questi ragazzi hanno fatto negli ultimi 2 mesi, dove hanno fatto assolutamente delle ottime cose, e come ti ho detto prima non è sicuramente la sconfitta di ieri che mi fa cambiare l'opinione su questa squadra, e credo che anche i tifosi la pensino come me. Su Alberto non ho capito cosa ha fatto, è lui che ha portato la squadra sotto la curva, non ho capito cosa mi ha chiesto. È che prima, è andata via la voce. Siccome avevamo affrontato prima il tema di Paloschi con la sua ex squadra, che era il Desenzano, e noi stavamo facendo un focus su quanto fosse fondamentale avere un giocatore del genere, di quella importanza all'interno di uno spogliatoio, specialmente dopo una sconfitta del genere, che può essere una battuta d'arresto, però è una presenza importante che ti risolleva. Sono sempre forse la persona sbagliata quando parli di Paloschi, perché lo sai cosa mi lega ad Alberto, il rapporto che abbiamo io e Alberto. Alberto è prima di tutto un uomo, perché è un uomo vero, è un leader,
e come calciatore non sto qui a parlare di Alberto perché non sono io che devo parlare di Alberto come calciatore, ma è un giocatore che io nello spogliatoio vorrei sempre, perché è un riferimento, è uno che si sa prendere le responsabilità, perché è uno che si sa prendere le responsabilità, è uno che parla quando deve parlare e quando parla con testa, e quindi vorrei sempre avere dei giocatori così, ma ti dico che ne ho parecchi, non è che ho solo Alberto, perché io di questo gruppo sinceramente oggi sono contento. Beh, Anche guarda, delle personalità che ci sono dentro. Beh, guarda, ti devo fare i complimenti Marco, perché veramente hai cambiato pelle, come si suol dire, al Pro Palazzolo da quando sei arrivato. Io l'ho detto proprio oggi a Forlani, adesso la Pro Palazzolo ha un'immagine completamente diversa da prima. Non mi interessa chi c'era prima, non voglio dire screditare chi ci fosse prima, sto parlando di del lavoro che tu hai fatto da quando sei arrivato, e l'hai completamente cambiato e hai dato lustro lustro e seguito a un qualcosa di bello, a un progetto di Forlani, che secondo me il suo progetto era lì e non riusciva mai a farlo decollare. Io credo che con te l'abbia fatto decollare, sta volando bene, alto. Poi vedremo come andrà a finire tra 9 giornate. Però secondo me hai riportato la Pro Palazzolo dove doveva stare. La sconfitta di ieri però comunque ha rovinato un po' i piani. Secondo me peserà sul rush finale questa sconfitta, secondo me, perché era proprio... Speriamo di no, dai. Lo so, però comunque nonostante tutto... No, ci anche sta. questa... Il tuo ragionamento ci sta. Sicuramente quando sei staccato e quando rincorri devi sbagliare poco, anzi, non dovresti sbagliare quasi niente, diciamo. Devi sbagliare poco perché quando rincorri è così. Ieri abbiamo sicuramente fatto un passo falso, dobbiamo cercare di rimediare, di ripartire subito domenica con un risultato pieno. Esatto, appunto, quindi il risultato esatto. Prima di salutarti, nel nostro giochino risultato esatto, andiamo su Folgore Caratese Desenzano. Mi dai il risultato esatto? 1-2. Questo 1-2 sta andando. Poi c'è Ospitaletto Varesina. Non ti abbiamo sentito? Marco? 1-1. 1-1. E poi abbiamo Vigasio Pro Palazzolo. 0-2? Quello che vuoi, non c'è nessun problema. 0-2. 0-2 Vigasio Palazzolo. Perfetto. Marco, ti ringraziamo, in bocca al lupo, complimenti. Speriamo che non sia una sconfitta che peserà per appunto il risultato finale, però c'è stata. Anche tu? Speriamo di no, dai. Grazie mille a voi per l'invito. Ciao, grazie Marco, ciao. Direttore. Grazie mille. Ciao. Buon proseguimento, grazie. Allora, Nicola adesso deve buttare via il foglio di tutte le No, domande. ma guarda, un disastro. Dobbiamo fare le peggio notizie. Domani ero già pronto per entrare in redazione, devo farsi un macello. Devi inventarti cose. Ma guarda te, tre domande una vergogna. mi sono messo a fare e poi mi perdo via. Vabbè, dai, cosa devo fare? Ma Cioè, tu pensi che la prima era se non dovesse arrivare la C sarebbe un fallimento? Che bella, richiamalo. Questa era la prima, tu pensa dopo cosa sono nocciolato. Ma perché mi sono perso via e poi la Se vuoi datti la risposta da solo, no? dopo con tutti i soldi che c'è, se è per il Desenzano, anche per la Pro Palazzolo, inutile prendersi in giro. Allora scrivi sì e metti da parte. Va bene, allora passiamo al prossimo blocco e andiamo abbiamo gli highlights per caso no. Quindi andiamo a chiamare subito il nostro ospite, Viserian Leishai. Ciao. Il microfono mutato. Togli il... ok. Ciao. Buonasera. Buonasera a te. Mi vedete bene? Allora, Sì, come sì. stai? Come state lì a Palazzolo? All'Ospitaletto, scusa, Palazzolo. Come state? Stiamo bene. State bene? Va tutto bene, dai, entriamo subito a gamba tesa, come si suol dire. Qua c'è troppi pareggi, 6 partite, 6 pareggi, qua qualcosa del genere, mi sembra, no, 6 punti in 6 partite. Insomma, non è un trend proprio
Cosa sta succedendo? Sicuramente vi avevamo abituati bene, però dentro di noi siamo tranquilli, le prestazioni tranne il primo tempo col Sondrio ci sono sempre state, e andiamo avanti a lavorare partita per partita. Sicuramente ieri abbiamo fatto una partita che era fuori dalle nostre corde, nel senso che non eravamo abituati a giocare su campi del genere, però comunque l'abbiamo interpretata come c'era il campo, insomma, nel senso su palla lunga, sulle seconde palle. Sicuramente non siamo riusciti a sfruttare quelle poche occasioni che abbiamo creato, però noi dentro di noi ci siamo tranquilli, andiamo avanti a lavorare, sappiamo che abbiamo davanti un calendario tosto, ma come ha sempre dimostrato questa squadra qua, c'è sempre stata nelle difficoltà, ha sempre dimostrato di essere una squadra importante, con una mentalità importante, e quindi vediamo cosa ci riserverà il futuro. Però noi, ripeto, ci sentiamo forti, sappiamo di essere forti e andiamo avanti a lavorare, insomma. Lise, però è vero che fino adesso, anche se avevate rallentato un attimino, comunque i punti che avevate vi permettevano di pensare e di rimanere davanti. Adesso io con il titolo ho detto buon pareggio, ma i jolly sono finiti, vuol dire che adesso, cioè, la Folgore a -3, e quindi un passo falso vostro, un mezzo passo falso, comunque insomma è tutta un'altra cosa, si rischia di compromettere tutto quello che di buono avete fatto, ma non che state facendo male, ma oggettivamente avete rallentato, non si può dire di no, cioè, Sì, in termini di punti e di risultati abbiamo rallentato, però ripeto, le prestazioni ci sono state. Sicuramente adesso abbiamo davanti un po' di partite importanti, ma le hanno anche gli altri, come hanno dimostrato ieri, che è difficile anche per gli altri dietro non sbagliare mai, tranne la Folgore che comunque ha entusiasmo, ha dimostrato in un campo difficile di fare punti. Vediamo, il calendario comunque è difficile anche per gli altri. Noi stiamo davanti, sicuramente non possiamo sbagliare nemmeno noi, però abbiamo il vantaggio di essere davanti, insomma. Vero, Nicola? Sì, allora io ho una domanda, questa volta di solito partiamo sempre con le domande serie e poi andiamo col giochino. Io questa volta parto dal giochino perché mi ricollego all'ultima volta che è venuto Viserian da noi ospite e le abbiamo chiesto se nel suo futuro vedeva più un futuro da allenatore o da direttore. Visto che mancano 8 giornate alla fine e tu vuoi fare il direttore, ti dico quale colpo prenderesti per il tuo Ospitaletto illimitato della Serie D e lo metteresti nella tua rosa, in che ruolo in questo finale di stagione. Io un'idea ce l'ho, voglio vedere se più o meno è la stessa. Sinceramente non prenderei nessuno, perché i miei compagni di squadra non li cambierei con nessun altro giocatore, quindi a questo momento della stagione non vorrei nessuno, oltre ai miei compagni attuali. Ok. Ivan? Che era sfortunatamente la risposta che mi aspettavo. No, io ti volevo chiedere, siccome hai fatto moltissime esperienze, Serie D, eccellenze e tutto, ti volevo chiedere se ti è mai capitato di fare un campionato di questo tipo dove magari fai un po' di punti, pochi punti, racimoli pochi punti, poche partite, ma il terreno che ti viene a mancare dietro comunque non ti costa mai la vetta, nel senso la posizione resta sempre uguale. Se sì, come l'hai affrontata per riuscire a mantenere quella posizione, se no, come la stai affrontando per la prima volta? Beh, comunque anche in passato, quando mi è capitato di vincere i campionati, ne ho vinti qualcuno in eccellenza, spero in Serie D non ancora, però come in tutti gli anni i campionati, il periodo febbraio-marzo è quello più importante, quindi anche noi quest'anno abbiamo fatto un bel vantaggio all'inizio, eravamo consapevoli di arrivare con un buon vantaggio a questo tipo di calendario che è davanti, pensavamo di avere qualche punto in più, però comunque siamo contenti. Lorenzo? Ma io prima appunto stavamo parlando, ciao Vise intanto, abbiamo parlato di qualche difficoltà che sta avendo l'Ospitaletto. Io credo che poi, lo dicevamo prima anche con Mister Gaburro, tutte le squadre a vari livelli hanno avuto momenti di difficoltà in periodi diversi dell'anno, però quello, se devo analizzare il momento dell'Ospitaletto di oggi, ci vedo rispetto ai periodi di difficoltà che hanno vissuto le altre società, ci vedo 3 grosse differenze e che mi portano a pensare che sia un momento transitorio e destinato, come dicevamo la scorsa puntata, a risolversi positivamente
per l'Ospitaletto. La prima differenza che vedo è che l'Ospitaletto comunque perde di rado. La seconda è che subisce poco, perché non c'è mai il momento in cui si lascia andare e prende l'imbarcata. E la terza differenza è che hanno una rosa molto più snella, un'intelaiatura più solida e più marcata che caratterizza la squadra, delle sicurezze over, degli under di primo ordine. Io sono convinto che quando inizieranno a sbloccarsi gli attaccanti e si ricomincerà insomma ad avere anche un target di segnature, diciamo, in linea con quello che è stato il girone d'andata, credo che tutto si risolva. Così a sensazione, ecco, senza voler avere la sfera di cristallo. Sì, ma però, si devono svegliare gli attaccanti, che stanno arrivando tutti. Cosa? Si devono svegliare gli attaccanti perché stanno arrivando, è -3 adesso la Folgore, e, insomma, hai un marzo pesantissimo, e se non fai gol in queste 3 partite, che cos'hai? Varesina, Folgore e Desenzano. Cioè, voglio dire, Ma io penso che quando ci sono giocatori, il punto è quando hai giocatori di valore relativo che overperformano, non puoi aspettarti che lo faranno sempre per tutto il campionato. Quando invece hai giocatori di primo ordine come quelli che ha davanti l'Ospitaletto, ci sta che possano avere una flessione, ma il trend è quello, insomma, il trend statistico è che ricomincino prima o poi a fare quello che hanno sempre fatto, perché poi di fatto gli attaccanti hanno sempre segnato, e non soltanto gli attaccanti, non soltanto le prime punte, insomma tutti i giocatori offensivi. Tranne ieri comunque abbiamo sempre segnato, col Magenta all'andata, e credo anche ieri. E sono state poche le partite in cui non abbiamo segnato. Quindi oltre agli attaccanti siamo una squadra comunque che segnano un po' tutti. Però il parco attaccanti le prestazioni le sta facendo. Certo manca il gol, ma per chi guarda le partite, il lavoro che fa il nostro attaccante e i nostri attaccanti è importante. Visa, scusa un attimo, ma può essere che adesso, questo girone di ritorno, queste ultime 6-7 partite, la fortuna gira talmente poco che la fortuna ha girato talmente tanto all'inizio? Cioè, nel senso, all'inizio magari avete avuto, giocavate, nessuno vuole togliere i meriti, posizioni in classifica meritate e tutto, ma magari qualche partita la portare a casa anche con un pizzico di fortuna. Adesso sta proprio mancando quella anche. È facile. Può essere. Ma le stagioni sono fatte un po' così, c'è il momento in cui arrivano delle difficoltà che secondo me non sono difficoltà, però c'è il momento in cui mezza palla fai gol, poi c'è il momento che devi creare tanto e non lo fai. Però ripeto, la fortuna qua c'entra poco. Adesso è un momento così, e secondo me, ripeto, siamo una squadra forte, siamo tranquilli e lo dimostreremo nelle prossime partite, perché siamo fatti per queste partite qua. Nicola? Sì, al volo volevo chiederti, abbiamo parlato di una difesa che subisce davvero poco, che è quasi un paradosso, perché è vero, sono 2 centrali molto esperti, però già dalle ali in poi, cioè dai terzini in poi ci sei tu appunto a sinistra, a destra c'è Gualandris che è un terzino che è più un'ala che un terzino, perché l'anno scorso a Palazzolo ha fatto il quinto tutto l'anno, ha fatto una stagione da 10 gol, e voglio chiedere qual è il segreto per poi avere sempre questa compattezza di squadra, visto che è comunque siete la miglior difesa, ma è una formazione più votata all'attacco che alla difesa. Ma il segreto è la compattezza della squadra, perché i primi difensori sono gli attaccanti, quando la palla, cioè noi altri sono sempre pronti a darci la mano. Sicuramente abbiamo dei difensori di primo ordine, però anche il centrocampo stesso è uguale. Quindi il segreto è lavorare sempre la squadra, quello che lavoriamo tutte le settimane. Ivan? Io volevo prendere esempio dai giochini di Nicola e volevo fare a Yeshai una domanda sul prossimo turno, no? Voi affronterete comunque un avversario difficile. Ti chiedo, non puoi scegliere il pareggio. Se dovessi scegliere in Folgore Caratese e Desenzano, preferiresti eventualmente una vittoria della Folgore che mette, diciamo, fuori gioco definitivamente il Desenzano, o preferiresti una vittoria del Desenzano che rallenta la Folgore ma rimette in gioco la formazione di Gabur? Preferirei un pareggio, sicuramente. Ma non puoi sceglierlo, ma non puoi scegliere. Se dovessi scegliere, anche una vittoria del Desenzano sicuramente sarebbe con una nostra vittoria, ovviamente, però
un pareggio sarebbe il risultato giusto, dai. È vero, con un pareggio Sarebbe tutto più facile, c'hai per quello ancora, che ho detto fuori. c'hai ancora un'altra settimana, perché se voi non vincete è un pareggio, cioè alla fine è lì proprio il serpente che sta arrivando, perché veramente avete tirato il freno a mano. Vai, Ma Nico. vista questa Folgore a -3, credi sia proprio la Folgore il tuo primo avversario nella lotta al campionato, oppure c'è qualche altra squadra di cui hai un po' più paura, timore? Beh, ad oggi la classifica dice quello, che quella che fa più paura è la Folgore, cioè non è che fa paura, è quella la prima inseguitrice, che hanno entusiasmo, stanno facendo bene, hanno fatto una grossa vittoria su un campo difficile che in pochi hanno portato via punti lì per le condizioni del campo come le abbiamo viste prima, e quindi loro stanno spingendo forte. Starà a noi ad arrivare allo scontro diretto nelle migliori condizioni possibili. Beh, è anche vero che fino ad oggi l'Ospitaletto ha fatto più punti fuori casa che in casa, quindi andate comunque a giocarvela, perché in realtà se siete lì davanti è merito quello che avete fatto fuori casa, forse? No. Sì, sicuramente in casa dobbiamo invertire un po' il trend, perché abbiamo fatto pochi punti, però sicuramente sì, in casa, cioè fuori casa abbiamo sempre fatto bene, quindi mentalmente arriviamo bene, insomma. Bene, prima di salutarlo, Ivan, Nicola, scusami, Lorenzo? Niente? No, niente, scusa, ho sentito, c'è un po' di ritardo, scusami. Vuoi fare qualche domanda a Vise? No, io sono curiosissimo di guardare questo scontro diretto, perché le squadre esperte negli scontri diretti solitamente, insomma, ben figurano, quindi sono estremamente curioso, perché ci sono giocatori, insomma, che hanno giocato tante partite e partite importanti, e quindi sapranno esattamente come gestire questo tipo di dinamiche. Bene. Sì, al volo, prima di concludere, volevo chiederti solamente, Vise, ora nel finale di campionato avete quest'ultimo mese di fuoco, ma poi un finale di campionato con tutte squadre della parte destra della classifica, che devono salvarsi, e quei punti poi per forza di cose li cercheranno anche contro di voi. Preferivi incontrarle adesso o magari a gennaio, febbraio? Ecco, è meglio finire con le grandi o finire con le piccole, secondo te, in un campionato? Finire con le piccole, con le grandi è uguale. Le partite a questo periodo del campionato sono tutte uguali, la dimostrazione ieri a Castellanzese contro Palazzolo, quindi sono tutte partite difficili da qua alla fine. Bene, Ivan, siamo a posto così? L'ultima domanda gliela volevo fare velocissima, perché ha menzionato il rendimento in casa, quindi mi è venuta in mente prima che ci stavo pensando. State facendo più fatica in casa rispetto in trasferta, vi manca qualcosa a livello di spinta? Cioè vi servirebbe forse un ambiente più caldo? Vi manca qualcosa? Cosa vi manca in casa rispetto alla trasferta? No, anzi, in casa è sempre stato caldo l'ambiente, forse perché le squadre in casa ci aspettano un po' di più e poi ci fanno gol e magari si chiudono dietro, però comunque l'ambiente è caldissimo in casa, anzi la tribuna è sempre piena, i tifosi ci sono sempre, manca solo la vittoria, che è da un po' che manca, insomma. Arriverà, perché poi se non arriva... insomma, Arriva la Folgore. Arriva la Folgore, esatto, e quindi poi potrebbe arrivare il Pro Palazzolo, cioè alla fine... Va bene, siamo in chiusura con te, Vise, facciamo il nostro giochino, risultato esatto, ti chiediamo i risultati di 3 partite, Folgore, Caratese, Desenzano. 2-2. 2-2, abbiamo Ospitaletto, Varesina. 1-0. 1-0, e poi abbiamo Vigasio, Pro Palazzolo. 1-1. Se l'è messa a posto la classifica lì praticamente, cioè non ha guardato cosa ha detto, fate questo così è a posto e tutto. Viseran Leishai, io ti ringrazio, è stato gentilissimo, in bocca al lupo comunque nonostante tutto, e ci vediamo alla prossima. Grazie a voi, è sempre un piacere. Ciao, grazie, ciao. Allora, ragazzi, siamo in chiusura, gli ultimi 5 minuti tra di noi così, parliamo un po' in fondo alla classifica, quindi le sorprese della giornata, che cos'è? Il Sondrio che vince con Magenta scontro diretto, San Giuliano che vince col Vigasio, il Chievo, la Crema che batte il Chievo e la Varesina che rientra nei playoff, ma questo non è il discorso di fondo classifica. Le prime 3
Cosa ne pensate? Nicola, partiamo con Sì, parto io e come abbiamo detto anche prima, poi perché all'inizio puntata mi hai fatto proprio parlare del fondo classifica. Scusa, non lo so. cioè, sempre, poi io sbaglio sempre con offeso. Nicola, cazzo. Ma porco. Appunto, secondo me Mi il hai vero fatto risultato parlare, sorpresa. No, è vero, però mi hai chiesto tu, io quello che. Vai. A inizio puntata il risultato sorpresa più di tutti è sicuramente il Crema che batte il San Giuliano, che batte il Chievo, scusate, e non ci piove. A me sorprende anche il San Giuliano perché era una squadra che, diciamo, ha sempre magari trovato il gol in più dell'avversario, raramente si è messa in mostra con un gol in meno, cioè di non prendere gol, e ha mostrato prima di tutto una bella prova difensiva che poi l'ha portata a vincere 3 punti che sono fondamentali a prescindere poi dalle decisioni che ci saranno, perché allunga la classifica, e proprio di classifica allungata parliamo della Nuova Sondrio, perché con i suoi 3 punti permette di mette già 6 dalla terzultima, che sarebbe l'ultima a giocarsi play out, e da 7 non si giocano più, di conseguenza diciamo che dietro di conseguenza già dietro poi iniziano a pesare, ecco, i punti. Lorenzo? No, sì, tornando a quello che diceva prima Nicola sul San Giuliano, porta a casa un risultato senza subire e senza un difensore importante come Premoli, che sta facendo un campionato importantissimo su più ruoli, purtroppo ha subito un infortunio importante, e nonostante ciò, insomma, la squadra ha saputo reagire bene e portare a casa anche i risultati. Per commentare così rapidamente invece la vittoria del Crema, vittoria estremamente importante, una vittoria sul filo di lana con 2 gol nella parte conclusiva della gara, una gara che a tratti, insomma, ho visto qualche sintesi, ha anche subito. Il Chievo, sappiamo, insomma, fa risultato sempre importante davanti al proprio pubblico, e nonostante questo il Crema ha saputo stringere i denti, soffrire e poi dopo pungere nelle poche occasioni che ha avuto per poter portare dalla propria parte il risultato, con poi appunto la ripartenza finale con il 2-0 che è andato a chiudere la contesa. Andiamo su un po' più in su con la classifica. Lorenzo, questa Varesina che rientra nei playoff, è giusto? La Varesina qualche settimana fa, lo ricordo sempre perché poi appunto è stato un argomento di discussione per tante puntate. Dicevi a chi farà spazio la Varesina, dando ad intendere che probabilmente sarebbe uscita dalle parti di classifica più nobili, e invece no, poi di fatto la Varesina continua a mantenere la sua posizione, non subisce gol e riesce anche a portare dalla propria parte partite complicate come quella con il Gran Milano. Sappiamo, una squadra che tende a subire poco, una squadra che è stata ricostruita per essere un po' più ermetica. Ecco, nonostante ciò la Varesina vince e insomma si rimette in gioco per le partite importanti. Appunto settimana prossima andrà a giocarsela con l'Ospitaletto. Sono molto curioso perché i valori in qualche modo stanno emergendo, come giusto che sia del resto. Ad oggi invece ritorniamo andiamo più in su. Ad oggi, secondo te, chi vince il campionato? Secondo me? Sì. Io ripeto, l'Ospitaletto vince. Sì, tu sei convinto che l'Ospitaletto comunque lo porta a casa, nonostante che stia... Convinto no, è così a sensazione, poi è sempre difficile dare una risposta netta, però per tutti quei motivi che ho elencato prima, quindi la scarsa attitudine a subire la marcatura, la scarsa abitudine a perdere le partite e un blocco rosa che è ben cristallizzato, io credo che questi siano punti di forza per l'Ospitaletto. Detto ciò, arrivano a 3 punti, ci sono gli scontri diretti, quindi insomma è tutto ancora da decidere. Questo è un po' il... Sì, ma era ad oggi, con questa situazione che si è creata, con questi risultati. Secondo te, Ivan? Io rimango fedele alla mia e dico la Pro Palazzolo, secondo me, perché è uno stop, quello con la Castellanzese, ma è, come ha detto prima Zanardini, per me è un blackout, perché la squadra proprio ha staccato. Quindi però le individualità sono importanti e il calendario è un fattore. Parlando di zona salvezza, io ripeto la mia idea che secondo me l'Arconatese in qualche modo arriva ai play-out, perché ieri ha fermato la Casatese Merate e in questo periodo tutto ci si potrebbe aspettare, meno che fermare una squadra come la Casatese che è in un ottimo periodo secondo me.
E invece poi dopo bisognerà vedere le due promosse, il Magenta e il Ciliverghe, come si giocheranno le ultime carte. Per me l'Arconatese ha più esperienza da quel punto di vista in campionato per raggiungere i play-out. Sul fattore vittoria campionato rimango sulla Pro Palazzolo. Nicola? Si dice che solo i C puntini. Si dice che solo. È un piccolo. No. Si dice che solo i C puntini non cambiano mai idea, vero? Però io ancora per una settimana a Desenzano gli do fiducia. Ti sei auto. Io lo sapevo, l'idea, però ancora una settimana gli diamo fiducia. Ma a me mi spiega proclamazioni. Sì, infatti. Tanto allora, facciamo il risultato esatto. Dopo diciamo il risultato esatto. Comunque io ad oggi se dovessi dare dire un nome, una squadra, direi Folgore. È troppo a 1000. È troppo a 1000 la Folgore in questo momento, quindi il risultato di ieri anche... Perché ride la regia? No, perché... Ricordo male era dipende sempre un po'. Sì, dipende sempre un po' dalla settimana. Beh certo, ma tutto cambia. Ma certo, ma si dice esatto. Scusa, il campionato va avanti, si giocano, si vede. Ad oggi il Desenzano che perde, la Folgore che vince su un campo difficile, il Palazzolo che perde in casa, l'Ospitaletto che non riesce a vincere, l'unica l'unica Folgore. Come diceva anche Gaburro prima nel collegamento, poi un conto è stare vicino alla prima in classifica, un conto è essere la prima in classifica, nel senso, quindi poi magari ogni tanto si avvicina una e poi scende, poi si avvicina un'altra e poi scende, però alla fine della fiera dopo 30 giornate la prima è sempre l'Ospitaletto, quindi Sì, no, è vero. È difficile. Sì, ma comunque ieri Cristitello per esempio ha detto che il campionato è ancora lunghissimo, non sembra mai lunghissimo. Detto questo, visto che siamo in chiusura, il risultato esatto per noi, Lorenzo, andiamo con Folgore e Desenzano. 1-2. 1-2. Andiamo con Ospitaletto Varesino. Sempre io? Sì. Ok, 1-0. Vabbè, dai, fa niente, faccio così, dai. 1-0? Sì. Sì, perché mi sono tradito dal fatto che lo facevo agli altri. Poi andiamo Vigasio Pro Palazzolo? 0-3. 0-3. Ivan, Folgore Desenzano? 2-1. 2-1. Ospitaletto Varesina? 1-2. 1-2. Vigasio Pro Palazzolo? 0-2. 0-2. Nicola? Siccome sono un C puntini do ancora una settimana di fiducia. 0-1. 0-2. Questa non è fiducia, è tanta roba. Vabbè, però. Ospitaletto Varesina? 1-1. 1-1. Vigasio Pro Palazzolo? 0-1. 0-1. Ora, io, Folgore Caratese Desenzano. Folgore Caratese Desenzano, io dico che il Desenzano non lo vedo bene, ma vedo benissimo la Folgore, quindi ma anche 1-0. 1-0. Poi, Ospitaletto Varesina. Qui metto un pareggio, ma metto 1-1. E Vigasio Pro Palazzolo, vabbè, 0-2, cioè non puoi più sbagliare. Che non puoi più sbagliare, vabbè, non penso cosa. Anzi, col fatto che hai perso però la Castellanzese... Però questo ha fregato fino adesso il Desenzano, il fatto non posso più sbagliare su 7 partite che sbagliano. Ma la differenza non è che nella Pro Palazzolo gioca? Io non condivido ancora questa ascoltate, idea. Va bene, l'ultima cosa, facciamo l'ultimo nostro giochino, fatti la domanda e datti la risposta. Partiamo da Nicola, è il suo giochino, quindi sei preparato? È il suo momento, fatti 3 domande e datti 4 risposte. Allora in realtà ne ho 2 perché vedi, lo sapevo io. Però una l'ho lasciata perdere perché No, ma falla bene. Parto da quella che tengo più stretta a me, tengo più a cuore. E allora qual è il vero miracolo sportivo di questa stagione, ma soprattutto il girone B di Serie D? E secondo me la risposta è il Crema, perché ho dato 4 punti, che è una società che fino ad agosto praticamente non si sapeva che categoria avrebbe giocato e non si sapeva se sarebbe esistita, perché l'anno scorso ha finito la stagione non con i cerotti di più sotto tutti i punti di vista. È un team che appunto è partito in netto ritardo, mancava il direttore sportivo che poi è stato trovato, ma era già in società e non era il direttore sportivo e l'è diventato, e con tutti i problemi del caso, presidente alla prima esperienza, la prima società in Serie D. Mi ricordo ancora le parole del direttore stesso che in intervista
intervista prima della partita col Palazzolo, che era finita malissimo, si fermò e disse: guarda, noi abbiamo un presidente che è nuovo, molte cose della Serie D ancora non le conosce, siamo qua noi a spiegargliele giorno per giorno, abbiamo bisogno di tempo. E poi invece la classifica sta dicendo che il tempo sta correndo a Crema, ma sta correndo bene. Poi una rosa che è stata costruita principalmente da giocatori scarti di altre società. Nell'11 titolare solo 2 o 3 hanno fatto più di 25 partite l'anno scorso, e li posso prendere tutti, da Greco, che poi era diventato in realtà uno scarto col passare del tempo, perché il Club Milano aveva fatto capire che non sarebbe stato titolare nel corso di questa stagione. Sì, ma avrebbe fatto capire, cioè ha fatto capire che questa stagione Scalise non era proprio al centro del progetto. Poi a Camadù abbiamo visto che l'anno scorso si è giocato tanto, ma non era questo centravanti. Longo, Maianti, Bernardini, ci sono tantissimi giocatori, ecco. E poi l'ultimo, che secondo me è il più importante, è fare un plauso a Mister Bullo, che è un mister che si sta confermando girone dopo girone, un caccia salvezze di quelli incredibili. Infatti la domanda che gli vorrei fare è: come si esce da questo target di conquistatore di salvezze? Cioè, perché poi paradossalmente allenatori più forti che hanno costruito una carriera. No, ma infatti, però secondo me Mister Bullo si merita anche qualcosina in più, ecco, dopo tra progresso l'anno scorso, dove ha ottenuto la salvezza con miglior giocatore un 36enne, e quest'anno con Crema, che ha creato una società da zero e l'ha creata lui insieme al direttore, insieme al presidente, magari l'anno prossimo si merita un po' più di fiducia. Il monologo di Parlano Nicola, anche di allenamenti molto intensi ed articolati, quindi sì, si vede che è un po' un maestro, ecco, Mister Bullo. Ma scusa Lorenzo, ma quindi basta, ti sei dato le domande, fate le domande e date le risposte? Ma ne avevo un'altra. Ne avevo un'altra. Ah, vabbè, perché No, questa era solo una, era solo Però una. tu, facciamo che con questa una trasmissione a te. Ma io, ma infatti lottiamo per qualcosa, se no cosa ci facciamo qua? Dai. Facciamo che la date voi, poi la do io alla fine, l'ultima. No, Una dietro l'altra? Sì, una dietro l'altra. E l'altra però è lunga, secondo me qua finisce a dibattito. Se no ce la possiamo tenere per Aspetta, facciamo così, la lasciamo qua, allora facciamo il giro, poi noi ce ne andiamo e lui rimane qua da solo e chiude la live. Perché l'altro è veramente dibattito, cioè so come va a finire, per quello che l'ho evitato. Lorenzo, fatti la domanda e dati la risposta. Allora, io mi faccio questa domanda: si faranno i play-out? Ora, a inizio stagione, a bocce ferme, avrei risposto sicuramente no, perché pensavo ci fossero 4 squadre, che oggi non dirò, nettamente più deboli delle altre. Invece oggi la risposta è sì, almeno il play-out 16-17, perché non c'è la forbice, e questo insomma è sintomatico del grande equilibrio che regna anche nella zona salvezza. Bene, tu? Io ne ho 2, ma sono brevi. Sono risposte secche. Stavo dicendo che è contagiosa la Sono cosa. risposte Dai, secche, vai. perché una mi è venuta in mente adesso. La prima: l'Ospitaletto può tornare a vincere in casa con la Varesina? Per me no. E la Nuova Sondrio può uscire dalla zona play-out? Sì. Ok, a posto. Era nata così, è nata ma così. è così che si fa. È nata così così, che si fa. Non è vero, perché non è nata così la cosa. nata Dobbiamo così. mettere i puntini sulle i, perché è tutto nasceva dal fatto che io davo delle risposte un po' lunghe, prolisse. un po' tanto prolisse, un po' ecco. piccanti. Nicola Allora, c'ha il piccante. Io vi faccio la mia, poi ragazzi via microfoni, lasciamo qua Nicola, regia, lascialo acceso, digli come si spegne. Allora io la mia domanda che mi faccio, la mia risposta che mi do è: la Pro Palazzolo con la sconfitta di ieri può pesare nel risultato finale? Perché adesso non può più sbagliare, quindi si è giocato proprio l'ultimo jolly che aveva, l'ha giocato con la Castellanzese? Sì, peserà tantissimo secondo me. Questa sconfitta qua la pagherà, proprio lo capirà all'ultima giornata, capirà la cazzata che hanno fatto ieri, però ci sta. È che bene, la serata finisce qui, lasciamo Nicola, adesso è tutto a posto. Nicola, vai tu. Vai Nicola, dai. Posso aggiungere io solo infatti una era la mia domanda. Vai. Non è proprio una domanda, però è tipo una... Facciamo così, la metto sotto forma di domanda. Metti come vuoi. Lunedì prossimo saremo qui a parlare di che cosa, no? Tu le fai sempre così, queste domande. Io dico, secondo me settimana prossima saremo qui a parlare della Palazzolo che vince col Vigasio, del Desenzano che vince con la Folgore e della Varesina che vince con l'Ospitaletto, e di 6 squadre in 5 punti in cima alla classifica. Sarebbe bello. Un campionato... Sarebbe il campionato più bello d'Italia. Sarebbe una bomba pronta a esplodere. Ti dico solo che un campionato del genere sta succedendo in Piemonte in eccellenza B, che ci sono tipo
6 squadre in 5 punti, quindi ti dico che solo lì il campionato è fantastico. Come l'eccellenza fino alla settimana scorsa. Esatto. Cioè non hai detto una castronata. No, secondo me l'Ospitaletto non perderà con la Varesina, però il Desenzano vincerà con la Folgore e la Pro Palazzolo. Anche io ci credo. Ci credo ancora una settimana, ci credo ancora. No, ma sai perché è del Desenzano? Sai perché è del Desenzano? Perché secondo me, proprio per timeline degli eventi, l'unica squadra ad oggi che può andare, diciamo, a dar fastidio veramente a questa Folgore lanciatissima è il Desenzano in questo momento. Poi comunque è una squadra che è vero, manca Camarlinghi, il più forte offensivamente parlando, ma giocherà con Procaccio a sinistra e Petrella a destra, cioè non è che stiamo dicendo che va lì e va a giocare con allora io dico che la Folgore, quando devi stringere i denti, quando devi fare magari la prestazione quella in più. Ascolta, io dico che il Desenzano, quella non è la sua posizione in classifica, recupererà sicuramente, ma è fuori dai giochi per la classifica finale, per il risultato finale. Secondo me l'Ospitaletto davanti va bene anche se rallenta, ma è davanti. La Folgore che sta andando a 1000, Pro Palazzolo che vabbè adesso è inciampata, ma è un incidente di percorso. La Casatese che è lì che rompe le balle, la Varesina sicuramente non mollerà, perché comunque quella è la sua importante la Varesina, giocatori, c'è il capocannoniere, c'ha 19 gol in campionato. A meno che Guri, ragazzi, che giocatore Guri. Ascolta, a meno che non è come diceva il direttore Ro quando è stato qui da noi, che diceva vedremo chi mollerà, chi capirà che non gliene, ormai nel campionato non può far più, cioè non lo vince, non gliene frega neanche dei playoff, perché diceva cazzo li faccia fare, perché tanto su questo paradossalmente il Desenzano, perché l'anno scorso li ha addirittura vinti e poi è stata la prima a vedere che non servono a niente, ecco, perciò esatto, da questo punto di vista secondo me il Desenzano a maggio saremo lì con le radioline a sentire dall'altra parte, ci chiameremo andremo noi. Dai, allora signore e signori, facciamo lì, hai un'introduzione, regia, per l'ultima domanda, un qualcosa, mi sento come Pippo Franco, un rullo di tamburi, come Mkhitaryan? Non ce l'ho. Cos'è che c'è il rullo di tamburi, No. Mi sento non sbagliare perché sennò viene fuori. No, ho una piccola musichetta, no, ma non ho niente di. Meglio così, perché mi sento come Pippo Franco quando faceva metà Roma, metà Lazio al derby e poi si fa trovare col cappellino della Lazio dai tifosi della Roma in questo istante, perciò. Vai, dai, allora, ok, vai. Il vero problema del Desenzano è stato cedere Alberto Paloschi. Non è che l'ho preparato adesso, cioè ci ho scritto migliaia di motivi, ecco. Non ci abbiamo fatto neanche una puntata sopra. Abbiamo fatto e infatti la mia risposta è no. Però c'è una postilla. Io sono d'accordo. Che l'unico errore, secondo me, del Desenzano è stato poi cederlo effettivamente alla Pro Palazzolo, ma quello lo puoi prevedere, sì, ma non è una cosa scontata. Però i veri problemi sono stati i troppi cambi in attacco, prima di tutto, perché la stagione è stata con Paloschi, Battistini, Petrella, Camarlinghi, Bianchetti, Mordini, Barranca. 2 sono rimasti di questi. E fino a prova contraria, se cambi tutto l'attacco, è vero che per scelte obbligate. Ma questo fa sempre parte della domanda? Cioè, questa è ancora la domanda? No, già la risposta. Ho detto no, la risposta è no. Non riuscivo a capire. La risposta è no. Però se cambi 5 attaccanti su 7, per ovvi motivi, perdi delle dinamiche che hai lavorato 2 mesi in preparazione, proprio come mister Gaburro. E la gestione delle 2 personalità è difficile, sì. Per carità, pensate che nei 3 cioè Paloschi è una personalità importante, uno spogliatoio da gestire, ma il problema di Paloschi non era la personalità in sé, ma diciamo è l'avere adesso 2 attaccanti dall'altra parte che sono tutti e 2 dei 9 che vogliono fare 9 e devono essere titolari, ma nessuno fa il passo indietro. Cioè quello può essere il problema, non l'esserci Paloschi o non esserci Paloschi, ma il fatto che Cardella e Quaggio devono essere tutti e 2 titolari e nessuno si fa il passo indietro, mentre Battistini era più consapevole del fatto che comunque davanti ai Paloschi e diciamo ti fai scendere anche un po' giù il boccone. Io sono convinto che Paloschi mette ordine nello spogliatoio, nessuno lo toglie dalla testa. Ma lo vedi anche in campo, secondo me. E quindi in campo, spogliatoio e tutto. Va a parlare lui e con per concludere... Cioè, era l'ultima. La società è effettivamente troppo buona e il clima è troppo tranquillo. L'isola felice. È troppo tranquillo il clima. Cioè, è paradossale da dire, ma contro il Sant'Angelo Procaccio si trova solo davanti alla porta, sbaglia. Non si è sentito non si è sentito niente. Che è paradossale quando poi ti trovi in casa in una partita decisiva, devi vincerla, non hai il supporto del pubblico, anzi anche contro il Chievo devi tirare il rigore, l'unica cosa che senti sono gli insulti degli avversari in casa. A volte quelli fanno la differenza. Perché ti è rimasto impresso ricordi gli insulti? Poi è rimasto, c'è ancora gli incubi la notte quando si alza, mamma aiuto, mamma c'è il Chievo.
Bene, chiudi te Nicola, dai. Chiudo io? Chiudi te, saluta tutti. Allora, fai tutto. parto prima di tutto salutando Lorenzo, che è sempre con noi ogni settimana e ci delizia con le sue pillole ogni volta, è sempre una persona molto attenta in quello che dice. Non fare un monologo. No, però è una persona molto attenta e perciò è giusto darle anche merito a Lorenzo e lo saluto. Ok, ti saluto anche. Ciao a tutti, buona serata. Ciao Lorenzo, grazie, Lorenzo. ciao, alla prossima. E poi qua in studio saluto prima di tutto la regia che ci dà la possibilità di andare avanti di settimana in settimana. Saluto Ivan che in pochissimo tempo è diventato un perno dell'azienda. Certo, ma sta facendo bene, è un soldatino. No, allora no, aspetta. un soldatino? Un soldato, perché adesso ieri parlando con Criscitello il discorso soldatino era stato che mi ha detto hai ragione su Filippo che si incazzava perché dicevo soldatino, ma mi ha dato ragione sul discorso soldati. Quindi voi siete due ottimi soldati. Meno male. Ok? Meno male. Va bene. Quindi lui, tornando al discorso, è un ottimo soldato. Se è entrato proprio in trincea, è veramente. Si va a lottare. Sono contento. Si va a lottare. Detto Sono contento questo, e ti ringrazio. Salutato Ivan, poi devo salutare il proprietario di casa, colui che ci ha dato la possibilità di essere qui oggi, tutte le volte comunque ci dà la possibilità di portare avanti quello che è un lavoro, quello che è una passione ma è anche un lavoro, cioè Piero. È una passione questo, perché veramente se non hai la passione è duro, però la passione ci porta avanti. Quindi. E infine saluto tutti i telespettatori e le telespettatrici che consiglio di seguire sempre Bepi perché poi quando si parla di Serie D si parla di Bepi TV. Perciò con questo buona serata a tutti. Ciao. Ciao a tutti, buona serata. Let's get it.